Buona giornata da Giampaolo Grossi e Matteo Bursi. Stiamo per commentarvi lo spareggio playoff per l'eccellenza dallo stadio Martinelli del Boschetto di Curtatone tra Governolese e Castellucchio. Castellucchio seconda classificata nel girone di promozione alle spalle del promosso Ciliverghe. Governolese che ha invece concluso la stagione regolare al terzo posto. Ora è Stefano Frutti in avanti e c'è il gol della Governolese, 1-0 Governolese, Stefano Frutti, minuto 17esimo e proprio Stefano Frutti viene ad esultare sotto la tribuna del campo sportivo Martinelli, proprio dove c'è la maggior parte dei sostenitori rosso-blu. Riparte nuovamente il Castellucchio alla ricerca del pari, tutto sul versante di sinistra. Ancora una volta c'è il cross, il colpo di testa ed il pareggio del Castellucchio realizzato di testa da Piccetti. Il minuto è il 42esimo. Azione di Chitò a sinistra se non erro e svetta Piccetti sul centrale del Governolo e Ganzerla sinceramente ci poteva fare poco. Questo era quello che chiedeva il ragazzone, probabilmente pareggiare prima del tè caldo, che poi sarà freddo perché insomma con queste temperature comunque prima dell'intervallo. Curti offre per Chitò e c'è il gol di Chitò che vale l'accesso agli spareggi regionali. Chitò, minuto 91, lo spareggio che vale l'eccellenza si chiude qua. Ottima l'incursione di Curti, l'assist di testa per Chitò. È finita, complimenti al Castellucchio. E ora gustiamoci quest'ultima opportunità, il calcio di punizione, esce Contesini e poi è finita in questo momento. Il Castellucchio battendo 2-1 la Governolese accede agli spareggi promozione.